Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Si gioca anche di domenica la 40ª giornata della Serie B-Win, si gioca a Grosseto, Reggina. I toscani sono alla ricerca del successo che garantirebbe l'aritmetica salvezza. I calabresi invece intendono rafforzare il quinto posto che vale il pass per i playoff. Una bufera di acqua e di vento si abbatte sullo Zecchini, il campo è al limite della praticabilità con pozzanghere gigantesche nelle aree piccole. Arbitra il signor Nasca di Bari. La punizione dal limite del sesto con questo campo è una grande occasione per la Reggina. Batte Bonazzoli che sceglie la conclusione di potenza e indovina il tiro. La Reggina è in vantaggio, 17° gol stagionale del capitano dei calabresi. Grosseto 0, Reggina 1. Rivediamo ancora come schizza sull'acqua il pallone e Narciso non può nulla. La reazione dei toscani arriva da lontano con Caridi che si fa prima respingere il tiro e poi arriva con Sonni che alza troppo la mira. Siamo al 13°. Sforzini è in campo nel Grosseto, la sua squalifica per 2 giornate per l'esultanza un po' sopra le righe contro il Modena è stata revocata, così il Grosseto ha la sua arma migliore in campo, però qui di testa non trova la strada che porta verso Puggioni. Con il campo imprevedibile si prova dalla distanza, la squadra di Serena spinge questa volta con Defendi, tiro cross che trova solo un'impercettibile deviazione. Il Grosseto spinge ma il campo è il suo nemico. Qui al 31°. Soncin è bravo a disarticolarsi dall'avversario ma la sua conclusione viene stoppata dal campo. Al 36°. Mora ferma furbescamente Colombo, si prende un cartellino giallo. Al 39°. La Reggina torna a mostrarsi con Bonazzoli che con il destro però non vede la porta. Al 43°. Altro giallo per Mora, ingenuo su Campagnacci. 2 gialli in 7 minuti per il difensore del Grosseto che lascia i suoi uomini in 10, quindi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Il Grosseto prima del riposo c'è tempo per un colpo di testa innocuo di Bonazzoli centrale per Narciso. Finisce 1-0 per la Reggina il primo tempo, si ricomincia senza cambi e il Grosseto prova a spingere subito. Dopo 3 minuti punizione di Caridi ma non gira abbastanza e termina sul fondo. Al 51°. Grosseto pericoloso, cross basso di Soncin che va a cercare Sforzini sul secondo palo. Acerbi si tuffa per anticiparlo, quasi non segna la propria porta. Bravo Puggioni a evitare l'incidente diplomatico. Rivediamo ancora dal replay come Puggioni è bravo a salvare sulla linea. La Reggina gioca di rimessa al 71°. Cross di Colombo, la porta è vuota ma Rizzato in scivolata prende un clamoroso palo. Dal replay si può vedere tra l'altro come in area ci sia un'evidente trattenuta di Petras ai danni di Zizzari, non ritenuta da rigore per Nasca. La spinta del Grosseto non si esaurisce, anzi con l'ingresso di Immobile trova nuova vitalità l'attaccante Scuola Juve al 76°. Prova prima dalla distanza e poi da un passo dentro l'area, ma Puggioni è bravo con i piedi a respingere. In questa fase è proprio il portiere della Reggina a tenere in piedi la squadra di Azzori. Al minuto 80 saetta di Caridi, portiere dei calabresi, si distende e respinge. La squadra di Serena non riesce ad avvicinarsi troppo all'area Reggina, così si continua a provare dalla distanza. All'84°. Punizione Immobile, finisce serenamente sul fondo. Il finale per il Grosseto non è però sereno perché Rincon è in ritardo su Campagnacci, lo travolge, rosso diretto per Nasca. Il Grosseto termina la partita in 9. Il brasiliano lascia così in doppia inferiorità numerica i suoi compagni. La partita finisce qui, vince la Reggina 1-0. Il Grosseto rinvia la festa salvezza mentre i calabresi di Azzori sono a un passo dai playoff.